Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Affari sporchi, usura a Catania, mafia, bersaglio di un'offensiva della Guardia di Finanza, 15 arresti nella cosca Santa Paola Ercolano, sequestrati beni e società per 12 milioni. Cure del TAR sul neonato reparto di cardiochirurgia pediatrica al civico di Palermo, accolto il ricorso di un medico che aveva partecipato alla selezione per il ruolo di primario. Caccia ai medici, a Siracusa si cercano gettonisti per la carenza di personale nel pronto soccorso. A Ragusa l'ASP pubblica un avviso urgente per posti in ginecologia e ostetricia. Palermo non si arresta alla violenza, in prognosi riservata all'uomo picchiato a sangue in una rissa. Intanto sarebbe stata una spallata a dare il via alla rissa che ha portato alla morte di Francesco Bacchi a Balestrate. Catania non inclusiva, al TG Sicilia mostriamo le difficoltà quotidiane dei disabili costretti a spostarsi fra 1000 ostacoli, anche di carattere burocratico. Simulano il ritrovamento di Denise Pipitone, un video postato da alcune liceali di Catania diventa virale e finisce in TV richiamando l'indignazione della madre Piera Maggio. Antonello da Messina per turisti e studenti, la mostra sull'artista nella città dello Stretto diventa un vero e proprio percorso didattico. Calcio, il Catania dopo gli arrivi di Monaco e Sturaro è pronto alla partita con il Picerno di sabato. Lucarelli lancia la sfida alla rivelazione del campionato. A Palermo firma Ranocchia. Di nuovo ben trovati, dunque riciclaggio e usura con tassi al 350%. A Catania operazione della Guardia di Finanza contro la cosca Santa Paola Ercolano. 15 arresti nel clan di Picanello, sequestrati beni e società per 12 milioni. Luca Ciliberti. Avevano riorganizzato il clan di Picanello, storica branca della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano di Catania, che nel tempo era stato falcidiato dagli arresti. L'operazione Oleandro della Guardia di Finanza su delega della Procura etnea nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine ha portato in carcere 15 persone. Usura, estorsione, riciclaggio, traffico e spaccio di droga le accuse. L'indagine, che ha preso il via dopo il blitz Tuppetturo del novembre del 2022, ha fatto luce sulle dinamiche interne, i ruoli e i nuovi referenti della cosca. In una prima fase delle indagini sarebbe emersa la figura di Carmelo Salemi, 54 anni, conosciuto come Uciuraro, il fioraio, in quanto titolare di una rivendita di piante e fiori nel quartiere Picanello. Raggiunto nel 2020 da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la gestione degli affari è passata a Giuseppe Russo, 47 anni, detto il giornalista o l'elegante, che avrebbe assunto la reggenza. Il ruolo di Salemi e Russo sarebbe confermato dal fatto che avrebbero anche organizzato un summit in una stalla nel quartiere Picanello, intestato a un familiare di Alfio Sgroi, 53 anni, ritenuto braccio destro di Salemi. Tra gli arrestati c'è anche Antonino Alecci, 62 anni, gestore di attività di gioco d'azzardo illegale, incaricato della raccolta dei soldi delle estorsioni e uomo di fiducia del boss storico Giovanni Comis, reggente del gruppo fino al 2017. Il figlio di Comis, Nunzio, di 41 anni, si occupava dei prestiti usurari, piccole somme da 500 a 2500 euro da restituire con tassi anche del 350% annuo. Il riciclaggio dei proventi illeciti, infine, sarebbe stato assicurato da Fabrizio Giovanni Papa, imprenditore nel settore dell'edilizia. Non è un caso, infatti, che numerosi cantieri avviati dalle sue società sarebbero sorti mediante l'investimento dei clan. L'operazione ha portato al sequestro di 9 società edili, 81 tra fabbricati e terreni nelle province di Catania e Arezzo, auto e conti correnti per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Scure del TAR sul neonato reparto di cardiochirurgia pediatrica al civico di Palermo. Accolto il ricorso di un medico che aveva partecipato alla selezione per primario. Sentiamo Roberta Lunghi. È una tegola giudiziaria quella che cade oggi sul futuro della cardiochirurgia pediatrica a Palermo, tornata nel capoluogo a 13 anni dalla chiusura. La quarta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha infatti accolto il ricorso presentato dal primario di cardiochirurgia pediatrica di Bari, Gabriele Scalzo, contro l'Arnas civico di Palermo nei confronti di Fabrizio De Rita, vincitore del concorso di selezione per il ruolo di direttore del nuovo reparto nato in convenzione con l'Istituto San Donato di Milano.
Questo reparto avrebbe dovuto rappresentare l'unica struttura in Sicilia con la dichiarata futura chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina, dopo 13 anni divenuto, secondo i dati Agenas, quarto centro di eccellenza in Italia. Accolti così dal TAR tutti i dubbi sulla valutazione dei titoli dei candidati, dopo aver analizzato e comparato tutti i curricula professionali presentati, e accolti anche quelli sui criteri adottati per la scelta della commissione, formalizzati nel ricorso del dottore Scalzo, che non ha superato neanche la prima fase di valutazione dei titoli, non adeguato, secondo la commissione, lui così come gli altri 3 candidati. A presiedere la commissione è stato il direttore sanitario dell'Arnas Civico, Gaetano Buccheri. Ne hanno fatto parte Alessandro Giamberti, direttore della cardiochirurgia pediatrica dell'Istituto San Donato di Milano, nonché da poco direttore del neonato reparto gemello di Palermo. Le nomine, si legge nella sentenza del TAR, non avrebbero seguito i criteri normativi secondo cui almeno un componente andava sorteggiato. Inoltre entrambi i componenti non sono neanche medici di struttura pubblica, ma svolgono la loro attività in strutture private convenzionate. Dunque per il centro di cardiochirurgia pediatrica del Civico è tutto da rifare, a 10 giorni circa dalla comunicazione del presidente Schifani di una nuova richiesta di proroga del CCPM di Taormina fino al 31 luglio, in attesa che il reparto palermitano andasse a pieno regime. E a Siracusa si cercano medici gettonisti. Sarebbe l'antidoto al sempre più frequente abbandono dei pronto soccorso da parte dei dottori a causa di stipendi bassi, stress e aggressioni. Francesco Aloi. Il lavoro del medico di pronto soccorso e dell'infermiere di pronto soccorso è un lavoro duro, ma è un lavoro molto bello. Chiaramente il problema del personale è un problema assolutamente rilevante in questo momento per tutti i pronti soccorsi italiani. Turni massacranti, stipendio basso e aggressioni. Sempre più medici fuggono dai pronto soccorso. E così chi sta male deve aspettare ore prima di avere una diagnosi. L'ASP di Siracusa, per bloccare queste emergenze, è a caccia di medici gettonisti. A Siracusa, nell'ospedale Umberto I, che è il principale ospedale della città, ci sono meno del 56% dei medici rispetto alla pianta organica, quindi questo comporta delle sofferenze, dei ritardi nelle visite. Se lo stipendio di un medico interno si aggira attorno ai 3.000 euro, quello di un gettonista potrebbe arrivare fino a 20.000 euro, il quintuplo. In realtà non è così, perché abbiamo ottenuto l'aumento dell'onorario per le prestazioni aggiuntive anche per il personale interno. Sono scelte di vita che si fanno, fare il medico gettonista o fare il medico dipendente. In questi giorni nelle chat dei medici del Siracusano sta girando questo messaggio: poche parole per risolvere un grande problema. I pronto soccorso sono in difficoltà e la Spotto cerca di correre ai ripari. E restiamo in ambito medico, posti vacanti anche all'azienda sanitaria di Ragusa, che ha pubblicato un avviso urgente per tamponare la carenza di personale, in particolare nei reparti di ginecologia e ostetricia. Veronica Barbarino. SOS personale per la sanità Iblea con una emergenza che l'accomuna al sistema nazionale. Carenza di servizi che stanno mettendo in ginocchio anche l'ASP di Ragusa, in seria difficoltà per garantire l'assistenza nel settore materno-infantile. Per questo motivo i vertici dell'azienda sanitaria hanno pubblicato un avviso urgente per il conferimento di incarichi di natura libero-professionale. Una grave criticità di personale medico, soprattutto in questo momento nelle unità operative di ginecologia, dove appunto mancano almeno 7 persone dovute a gravidanze, a motivazioni varie e anche all'assenza proprio di colleghi specialisti che si presentino ai concorsi, che vanno praticamente deserti. Una gravissima criticità noi la abbiamo presso il presidio Guzzardi di Vittoria, dove siamo rimasti soltanto con 4 dirigenti medici, e un po' meno su Ragusa e su Modica. Il bando è rivolto a liberi professionisti, il che significa sia soggetti in attività lavorativa sia anche soggetti già in pensione, ma che comunque abbiano la specializzazione e l'esperienza necessaria. Ed è a sportello, nel senso che sarà aperto per tutto il 2024 e quindi in qualunque momento dell'anno chiunque potrà partecipare
ed essere assunto nel momento in cui ci fossero necessità. Il commissario straordinario dell'ASP di Ragusa, Fabrizio Russo, ha evidenziato la necessità di rafforzare gli organici allo scopo di garantire le prestazioni in urgenza provenienti dal pronto soccorso, offrendo ai pazienti cure tempestive. Un ex barista di 73 anni, Salvatore Carbone, è morto nel rogo in un'abitazione nel centro storico di Enna, in via Sant'Onofrio. Le fiamme si sono sviluppate in camera da letto ed hanno investito anche la vittima. A provocare l'incendio sarebbe stato lo scoppio di una bombola dell'ossigeno. Parliamo adesso di violenza senza fine a Palermo. L'uomo di 34 anni, pestato a sangue ieri in via Monte Pellegrino, è in gravi condizioni e sarebbe stata una spallata nella calca a fine serata davanti alla discoteca a dare avvio alla rissa che ha portato all'omicidio di Balestrate. Marco Gulla. Ogni giorno una. È ancora ricoverato in gravi condizioni al Trauma Center di Palermo l'uomo di 34 anni pestato a sangue in via Monte Pellegrino. Un altro episodio di violenza nel capoluogo. Tutto sarebbe avvenuto vicino a una taverna che si trova tra via Monte Pellegrino e via Montalbo. Il 34enne avrebbe avuto un'accesa discussione con un coetaneo e l'avrebbe aggredito, colpito con un pugno. Dopo aver incassato il colpo, l'altro si è allontanato e poco dopo è tornato con i rinforzi per restituire la violenza. Colpi di bottiglie e mazze. Violenza che si ricongiunge con quanto accaduto a Balestrate nella notte tra sabato e domenica con l'omicidio di Francesco Bacchi. A scaturire la rissa, culminata poi all'esterno del locale Medusa, sarebbe stata una spallata di troppo nella calca a fine serata. Poi le parole, gli insulti e il drammatico epilogo con la morte di Bacchi. Andrea Cangemi, il ventenne, accusato di aver ucciso Bacchi, ha lasciato il carcere per andare agli arresti domiciliari. Il GIP Claudio Emanuele Bencivinne ha convalidato il fermo ma ha accolto la richiesta del legale dei domiciliari. Il giovane è accusato di omicidio preterintenzionale. Altra piaga palermitana, quella dei rifiuti. Il sindaco La Galla ha organizzato un tavolo permanente per far partire la differenziata nella zona nord della città e sbloccare le assunzioni dei nuovi autisti. Maglio Viola. Un tavolo permanente fra amministrazione comunale e RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, per gestire insieme le criticità con l'ausilio degli esperti nominati dal comune. Un tavolo al quale prenderanno parte tanto il sindaco Roberto La Galla quanto l'assessore Pietro Alongi. Non una task force dunque, ma un tavolo di confronto con precisi compiti. Primo fra tutti, coordinare le segnalazioni che giungono alla RAP e all'amministrazione e dunque organizzare i cosiddetti interventi pala, ovvero gli sgomberi di cumuli di rifiuti che si accatastano per ritardi nella raccolta o per l'inciviltà dei palermitani che danno vita continuamente a vere e proprie discariche abusive. Ma fra i compiti del tavolo permanente ci sarà anche quello di monitorare e pressare sull'avvio della raccolta differenziata nei quartieri come Mondello e nella zona nord della città, dove il porta a porta doveva partire con il nuovo anno ma è già in ritardo. Per il sindaco poi si tratta di un raccordo più efficace con la controllata che si occupa dei rifiuti per evitare che la caccia agli imboscati che è stata avviata in queste settimane si trasformi in uno scontro frontale con sindacati e maestranze. Anche per questo sul tavolo c'è lo sblocco dei primi 22 milioni di euro di arretrati che il comune deve pagare all'azienda. Una boccata di liquidità che potrebbe anche sbloccare a sua volta le assunzioni dei 46 autisti già selezionati ma ancora non in servizio. Torniamo a Catania per occuparci delle difficoltà quotidiane dei soggetti diversamente abili, costretti ad affrontare 1000 ostacoli dovuti a problemi burocratici e non solo. Tonino De Mana. Sosta selvaggia, barriere architettoniche, burocrazia. Sono almeno 3 gli ostacoli per i diversamente abili che a Catania fanno i conti con una città poco europea e soprattutto poco accessibile. Se è già difficile per un normodotato districarsi su strade e marciapiedi, figuriamoci per una persona che si deve spostare in carrozzina. Ci troviamo in piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, e quello che vedete è uno dei passaggi pedonali che portano alla metropolitana. Mancano le scivole, laddove ci sono o hanno una pendenza troppo elevata o sono fatte davanti al tombino, quindi diventano anche pericolose. E poi abbiamo un problema di barriere mentali, di mancanza di senso civico e di rispetto, quindi laddove c'è la scivola magari c'è la macchina parcheggiata davanti. E poi mancano i parcheggi per disabili, gli stalli sono veramente pochi e quelli che ci sono occupati da macchine senza il tagliando, quindi che non hanno l'autorizzazione, oppure ce l'hanno ma manca la persona con disabilità che è a casa o magari peggio
peggio ancora non c'è più, quindi è passata a miglior vita. Una città inclusiva solo sulla carta, dove spesso i trasporti pubblici non sono completamente adeguati a tutte le necessità dei disabili e le disavventure non mancano anche per l'accesso in ZTL per i disabili che, seppur autorizzati, sono incappati in sanzioni per non aver modificato i dispositivi per facilitare la guida nelle aree a traffico limitato. Naturalmente piovono polemiche e ricorsi. Intanto l'amministrazione comunale e AMTS hanno reso disponibili 1000 voucher per accedere agli abbonamenti gratuiti per disabili residenti nel capoluogo. Le tessere nell'ambito del servizio Catania To Go permettono l'utilizzo delle linee AMTS con esclusione di Alibus agli utenti con disabilità pari o superiore al 67%. Parliamo adesso della costruzione di una palazzina sopra l'antica sorgiva che alimenta l'acquedotto. Il Comune di Catania l'ha autorizzata, ma dopo il nostro servizio sembra che l'amministrazione stia valutando altre soluzioni. Il Comune di Catania lo scorso 5 dicembre ha autorizzato la costruzione di una palazzina nel rione Cibali sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Nella zona la costruzione della stazione della metro ha subito notevoli ritardi proprio perché era difficile che ogni scavo o ogni galleria non si trasformassero in una cascata. Dopo il nostro servizio è stata convocata una riunione dei gruppi consigliari al Comune di Catania e adesso sembra che l'amministrazione si sia mossa per trovare una soluzione. Immediatamente la Presidenza del Consiglio ha convocato la conferenza dei capigruppo unitamente all'amministrazione. Abbiamo affrontato la tematica fornendo delle specifiche proposte, perché sarebbe assurdo nella più antica sorgiva della città con un imponente corso d'acqua che venisse edificata un'abitazione. L'amministrazione intanto può iniziare un'interlocuzione con i proprietari che hanno avuto l'autorizzazione per legge a poter edificare, proponendo ad esempio un altro sito secondo il sistema di compensazione delle cubature. Se ciò non fosse possibile, allora il Comune incomincia a pensare come poter acquisire il terreno e poter ad esempio lì realizzare tutte le strutture utili e necessarie, dal passaggio pedonale anche a dei piccoli momenti di parcheggio per i motoveicoli, perché lì vicino appunto c'è la stazione della metropolitana di Cibali. Simulano il ritrovamento di Denise Pipitone, scomparsa a Mazzara del Vallo 19 anni fa. Ha fatto il giro del web il video postato in rete da alcune studentesse di un liceo di Catania, il Cutelli. Un video che ha fatto indignare Piera Maggio, la mamma di Denise. Lorena Dolci. Ragazzi, quest'oggi siamo qui a Cutelli, andremo a trattare di un argomento molto spinoso perché abbiamo qui Denise Pipitone. I volti sono oscurati, ma il presunto scoop è chiaro lo stesso. In questo video alcune studentesse di un liceo classico di Catania, il Cutelli, raccontano che Denise era in uno sgabuzzino della scuola in cui è rimasta rinchiusa per 19 anni. Essendo molto piccola, i miei ricordi non sono ben precisi, quindi mi trovo anche un po' in difficoltà ad affrontare le domande, ma sicuramente è stato un trauma, comunque parlarne per me è difficile. Un video goliardico e di cattivo gusto si legge alla fine del filmato, un bruttissimo scherzo che di sicuro ha indignato Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone che non ha mai smesso di cercare la piccola scomparsa a Mazzara del Vallo. È mai possibile che per qualche like siano disposti a tutto e con tanta leggerezza? Scrive amareggiata sui social. Dovreste vergognarvi e riflettere su ciò che avete fatto, non tutto è un gioco. La scuola ha sentito le ragazze e le loro famiglie, si stanno valutando provvedimenti. La scuola ha fatto le sue azioni e porta avanti le sue determinazioni, però chiedo anche alla stampa di rendersi conto che stiamo travolgendo con un'onda mediatica famiglie, adolescenti e giovani studentesse che probabilmente, come diceva la stessa Piera Maggio, hanno immaginato che quello fosse un gioco. Ma la scuola da sola non basta a segnare il confine tra social e realtà, tra scherzo e bullismo. Proviamo un attimo a chiederci cosa possiamo fare per riportare i nostri giovani ad una realtà più concreta, ad una consapevolezza di tutto quello che il mondo fuori dalle mura domestiche e dalla scuola, tutto ciò che ti fa sentire a casa tua, invece ti riserva. La pagina della cultura, la mostra Messina città di Antonello, allestita nel capoluogo peloritano, è un percorso didattico sulla vita e le opere del grande artista del Quattrocento, Francesco Triolo.
L'obiettivo è quello di veicolare la conoscenza del genio e delle opere del grande artista Antonello alle giovani generazioni. A Messina, al Pallacultura, intitolato proprio al maestro, è stata allestita la mostra Messina città di Antonello, che si inserisce nel percorso didattico che l'amministrazione comunale ha avviato con i dirigenti delle scuole di primo e secondo grado per promuovere il brand Messina città di Antonello. La mostra delle riproduzioni delle opere di Antonello da Messina in uno spazio all'interno della Galleria d'Arte Moderna rimarrà aperta al pubblico e alle scuole sino al 23 febbraio. Abbiamo, d'accordo con alcuni operatori turistici, creato praticamente la sosta al Pallacultura, quindi anche i pulmini turistici creeranno una sosta per fare in modo che i crocieristi o i turisti possano fermarsi ed entrare e godere di questo spazio. Le visite si effettuano il lunedì, mercoledì e venerdì in orario antimeridiano, c'è l'ingresso libero, la durata è di circa 1 ora e 30 minuti e prevede anche gli spazi della biblioteca, del Museo del Lavare, dei Giganti e della sala immersiva. E ad accompagnare i visitatori nella giornata di domani, in occasione dell'iniziativa Vieni a Palazzo, ci sarà il FAI di Messina. Avremo gli apprendisti ciceroni, nello specifico quelli del Liceo Artistico Basile, che accompagneranno i visitatori nell'ambito della mostra che c'è all'interno della GAM e che è dedicata ad Antonello da Messina. Un percorso unico che fa rivivere anche alcune fasi della splendida mostra del 53. Adesso una pausa, torniamo fra poco con il calciomercato. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale calciomercato. A Catania ci si gode i 2 colpi rappresentati da Sturaro e Monaco. Lucarelli oggi in conferenza stampa ha parlato di mercato ma anche della partita di sabato contro il Picerno. A Palermo intanto firma Ranocchia e arrivano ufficialità anche a Messina. Sentiamo. Arriva il primo colpo ufficiale del Palermo nel calciomercato invernale. Filippo Ranocchia è un nuovo giocatore rosanero, un obiettivo dichiarato della dirigenza. Il centrocampista che arriva a titolo definitivo firmando un contratto di 5 anni con un investimento importante, 4 milioni di euro compresi bonus alla Juventus, che negli ultimi anni lo aveva mandato in prestito in diverse squadre fra Serie A e Serie B. Ranocchia, che ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Corini, potrebbe già esordire nella sfida di sabato contro il Modena. Tempo di ufficializzazione anche a Messina. Nel primo pomeriggio è arrivata quella del prestito secco sino a giugno dell'esterno offensivo Sabino Signorile, 21 anni, appena 2 presenze con il Cerignola. A breve ne è attesa un'altra. I giallorossi stanno per firmare il centrocampista Marco Civilleri, ex Licata e Taranto. Nella prima parte di stagione ha giocato in Serie D a San Sepolcro. I colpi grossi in C però sono stati del Catania, che con l'arrivo di Stefano Sturaro e Salvatore Monaco ha lanciato messaggi al campionato. 9 gli acquisti dei rossazzurri, mentre iniziano ad arrivare anche le uscite. Dopo la risoluzione del prestito di Livieri con il Pisa di ieri, oggi ha risolto il contratto temporaneo sempre con la società toscana anche il lituano Edgaras Dubikas, che lascia il rossazzurro dopo 17 presenze e una rete. In uscita ancora ci sono Ladinetti, Mazzotta e Marsura, ma al di là del mercato c'è il campionato che incombe e questo pomeriggio Cristiano Lucarelli ha parlato in vista della trasferta di sabato a Picerno. Noi dovremmo essere bravi a entrare subito nel contesto di quel campo, di quella struttura, dell'ambiente che troveremo, perché sarà una partita che ci metterà a dura prova. Per quanto riguarda invece l'aspetto del mercato, dobbiamo fare ancora qualcosa, lo sappiamo dove e cosa. E quindi senza fretta andremo poi a rifinire in quelle caselline di doppioni dove sono rimaste vuote. E col calcio si chiude questa edizione, grazie per averci seguito, una buona serata.